Ciao a tutti, oggi è l'11 settembre e questo è il mio orto, la situazione attuale. Allora, cominciamo con la prima Iola Capsica e abbiamo l'hot apple, poi un Trinidad Scorpion, finalmente in fiore, un Tabasco, molto alto, un finto Nagamoric, capezzolo di scimmio, White Devil's Tongue Ice Press, questo è bianco, Nagamoric, Habanero Peach che non ha prodotto niente, è solamente cresciuto tanto, Jalapeno all'ombra con un solo frutto, Bishop Chrome, Ayla, guardami un po' piccoli, eccola, Pasquali tu, bravo Pasqualotto, salta Pasquali, vieni qua, salta, bravo, poi ci abbiamo qui, questo era il Bishop Chrome, eccolo da quest'altro lato, ok, un po' di pomodori mentre andiamo alla seconda Iola Capsica. Eccola qui. Cominciamo con il Thai Orange. Qualche frutticino matura. Ce ne sono tantissimi comunque sopra. Proseguiamo con Habanero Chocolate. Finto Cherry Bomb. Finto. Habanero Red è rimasto fermo da mesi. Jalapegnona, il cui gusto mi piace moltissimo. Poi questo gigante è un... che cos'è? È un... credo un corno rosso F1 gigantesco, sarà alto 2,5 metri. Vabbè, poi questo è un Cayenne profumato, e qui abbiamo un peperone rosso F1 che però non ha concluso niente. Questo è un Big Jim che anche lui non ha concluso niente, e vicino abbiamo un tondo calabrese che invece conclude come qui c'è da raccogliere. E fin qui ci siamo. Guardiamo i pomodori mentre andiamo a vedere il resto dell'orto.
iniziamo da qui e abbiamo un habanero yellow abbastanza ricco. Di qui abbiamo quello che deve essere un habanero orange, ma boh, non direi proprio, però è pieno zeppo, carico, stracarico, ultra carico. Ah, forse 200 frutti, ma questi sono cavolitti di Bruxelles e non ho ancora capito quando inizieranno a produrre. Sono grandi, grossi. Boh. Qua vogliamo mangiare i cavoletti? Non lo so. Poi Fatali, grandissimo Fatali. Pasqualì, è bello, bello Pasqualotto. Fatali. Qua si vede una melanzana. Ah, c'è l'unico wild che mi è nato, mi ha dato Mega Master, ma non mi ricordo manco come si chiama. Comunque sta crescendo. Qui abbiamo invece un Godsweed, guardate quanti frutti ha. Un tripudio di frutti oltre che di altezza. Ormai mi ha superato, io sono 1,84. Qui un'altra pianta grandissima. Questo è quello che si è rivelato un habanero peach. Tra le decine di frutti in basso si dovrebbe vedere qualche frutto maturo del colore detto. Sì. Bene, passiamo al Black Pearl, Nagamoric. Qui ci siamo persi un po' di melanzane, ancora melanzane. Questo è un perso l'etichetta, oddio non lo so, non mi ricordo, forse un Nagamoric? Boh, no. Ah no, questo è il Yellow Buffalo, questo è un Yellow Buffalo. Poi abbiamo appunto la melanzana, un'altra bella melanzana. Questo è un altro White Devil Stone Ice Pass. Bello carico e i frutti sembrano virare al bianco, anche se ormai lo abbandoneremo. Qui abbiamo un pimenta tiger con i frutti che sembrano viola attualmente. Poi ancora questo è un altro Nagamoric, in salute almeno, per fortuna. Un Ahi amarillo in controluce, vorrei prenderlo meglio. Guardate che cipolle. Tiè. Poi ancora jalapeno early, che early non è stato proprio fatto, anzi. Poi qua che ci sta, questo è un rocoto rosso che è rimasto al sole ma pare che comunque prolifichi. Tiè, guardate che bella meletta, nonostante sia in pieno sole quasi tutto il giorno. Poi qui abbiamo dei bei peperoni rossi F1 dolci. E
ancora cayenne profumati, cayenne, ah no, questo è un corno rosso F1 e quest'altro un altro corno rosso F1 bello lungo. Mi devo sbrigare e sono in ritardo. Allora, qui abbiamo appunto quello che abbiamo visto, l'api amarillo, pomodori rossi, qui c'è un tabasco, altri pomodori, amano orange, pomodori ciliegino, Bishop Crown che merita un pochino più di tempo, che con alcuni frutti che iniziano a maturare. Questa coltivazione è in ritardo purtroppo, come si può ben notare. Qui abbiamo il di Ice Press, questi gialli piccolini, Black Cherry Ice Press, questi sono dei ciliegino, guardate che grappoloni, gli ildi, sono fantastici, quanti ce ne saranno qui. Poi questo è un pimenta d'Eneide, è anche un frutto, ah sì è qualche frutticino allegato, cioè. Ok, Trinidad Scorpion che inizia a legare i primi frutti, e qui sempre Hildi, Amaro Red, mazza che cipollone, altri pomodori, ah questi meritano, sono i Thai Pink, no, chiedo scusa, sono i Pink Peach, infatti hanno l'esocarpo vellutato in qualche modo, ricordano un pochino una pesca. Poi che cosa abbiamo? Questi dovrebbero essere dei Goliath, canestrino di Lucca, eccoli qui, bellissimi e buonissimi, questi non so quanto si riesce a vedere, ma meritano veramente tanto. Concludiamo con una rapida carrellata a Nero Chocolate, Pianta Elisa, Pimenta Tiger non conforme, i frutti maturi non hanno le righette, niente, neanche questo. Questa comunque è una pianta fantastica, forse qualcosa è qui ma non lo so, comunque una pianta fantastica. Ok, passiamo a questo Procoto che sta mettendo, Procoto rosso, sta mettendo i frutticini, non me lo sarei mai creduto. Poi qui abbiamo il 2K e Bolimia Rainbow. Andiamo velocemente a vedere altri peperoni rossi, vediamo un po' se faccio in tempo. Sta scadendo, aspetta va. Eccoli, peperoni, guarda i bei peperoni. Peperoni rossi qua, altri peperoni qui. Questo che cos'è? Ah, questi sono peperoni piccoli, ma che cresceranno. Ok, ciao a tutti.